Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di tornei e di preparazione ai tornei, un mondo bellissimo, completissimo e complicatissimo anche, ma che è fondamentale per la formazione scacchistica. Oggi siamo qui in questa bellissima scacchiera che troverete a giorni su mattoscacco.com perché stiamo rinnovando il nostro sito. Fra 15-20 giorni sarà tutto nuovo, tutto pronto, ve lo farò sapere, troverete tante novità. Ma torniamo a noi e ritorniamo al tema dei tornei. Ci sono un bel po' di cose in cui vi vorrò parlare in questo video e suddividerò in capitoli affinché chi vuole skippare può farlo. E partirei subito col primo punto che mi sono appuntato, che è il punto della preparazione. Allora, quando si decide di fare un torneo, ok, fra 30 giorni avrò un torneo, c'è il momento della preparazione al torneo. Cosa significa prepararsi a un torneo? Beh, così come un corridore si prepara per una maratona, un sollevatore di pesi si prepara per il torneo, un giocatore di pallacanestro si allena con un po' di tiri e un po' di esercizi prima di una partita. La stessa cosa fa il giocatore di scacchi, si deve preparare. Ora, noi non sapremo già in anticipo chi sarà il nostro primo avversario, quindi non avremo tempo di studiarlo e analizzarlo, eccetera. Potremmo farlo poi più avanti, ma la prima partita solitamente è un po' un salto nel buio e quello che possiamo fare però è iniziare a fare esercizi di tattica. Gli scacchi si dividono in due grandi mondi, strategia e tattica. Gli esercizi di tattica sono quegli esercizi, adesso il bianco muove da scaccomatto in 3 mosse, oppure trova la mossa migliore per il nero. Questi sono gli esercizi di tattica, sono esercizi diciamo fondamentali, dovrebbero essere di routine giornalieri, fatti più volte e questo servono a mantenere vivo l'occhio, poiché qualcuno diceva che gli scacchi sono per il 90% tattica, quindi è molto importante riuscire a dare grande risalto a questa materia, poiché gran parte delle partite si vinceranno o si perderanno grazie a colpi tattici. Quindi fare tanti esercizi di tattica è sicuramente un ottimo modo per prepararsi al torneo. Un altro modo ovviamente è quello di studiare il proprio repertorio. Per repertorio che cosa intendiamo? Significa che generalmente se sei il bianco aprirai con E4 o D4, ovviamente se apri con E4 che tipo di risposte ti aspetti? Ti aspetti E5, ti aspetti E6, difesa francese, D5 scandinava, D6 moderna, C6 Caro-Kann, C5 difesa siciliana, cavallo F6 difesa Liekin, eccetera eccetera. E questo è il repertorio, cioè quando io apro con E4 mi aspetto una caterva, una valanga di difese e bene o male devo conoscerle. Idem se apri con D4. Quindi avere un repertorio significa ok, io decido con cosa aprire, dall'altro lato devo anche studiare tutte le varie possibili continuazioni del mio avversario. Ovvio che più è profonda la nostra conoscenza dell'apertura, più potremo giocarla anche in torneo con tranquillità, poiché in torneo ci sarà una cosa che non c'è nelle partite amichevoli oppure in quelle che tu fai online, che è l'ansia del punteggio, ma di quello ne parliamo bene dopo. Quindi prepararsi e studiare il proprio repertorio, sia ovviamente da bianco che da nero, perché non è che farai sempre tutte le partite da bianco e noi sappiamo che il bianco è leggermente avvantaggiato perché ha una mossa in più, ma devi anche imparare a prepararti da nero. Ovviamente se vuoi qualche consiglio sul repertorio, all'interno della nostra Accademia di Matto Scacco troverai dei corsi con dei repertori. In particolare abbiamo il corso completo sulla difesa siciliana, il corso completo sulla est indiana e adesso arriverà anche il corso completo sulla partita italiana da bianco, ma anche su questo ti aggiornerò. Il secondo punto importante, dopo aver fatto la preparazione, o forse potrebbero anche essere invertiti questi due punti, è il momento in cui bisogna iscriversi al torneo. Come prima cosa, io sto parlando in questo video di tornei di scacchi a tempo lungo, a tempo ragionato, quei famosi tornei standard dove c'è l'orologio, i giocatori cliccano su questo orologio e questo orologio ha una caterva di minuti. Non sto parlando di blitz, gioco frenetico, ma di gioco ragionato che può essere un 60 minuti più 30, 90 più 30, 75 più 30 e così via. In questi tipi di tornei è obbligatoria
la tessera agonistica, che è una tesserina di plastica, tipo le carte fedeltà che trovi ai supermercati, e questa tessera ti permette di accedere ai tornei, perché c'è sopra il tuo nome, c'è sopra il tuo punteggio, la tua categoria, e quindi nel momento in cui tu sei un giocatore che ha punteggio, ma in realtà anche se non ha punteggio, puoi iniziare a sfidare gli altri, ma c'è bisogno di questa tessera. Questa tessera la puoi fare tramite i circoli, maggiori informazioni le trovi qui, dove ho spiegato nel dettaglio tutto quello che bisogna fare. Non solo, diciamo, la parte anche un po' difficile, se così vogliamo, è anche trovare il torneo adatto. Ci sono tanti tipi di tornei, ovviamente anche in base alla distanza, e anche qui puoi trovare un video dove ti faccio vedere come si trovano i tornei, ma devi trovare anche un po' il torneo adatto al tuo punteggio. Ci sono, secondo me, i tornei peggiori che tu possa fare, che sono gli open integrali, che sono gli open, lo dice la parola stessa, aperti a tutti, quindi puoi iscriversi Carlsen o puoi iscriversi colui che ha imparato le regole del gioco ieri, che ovviamente è tesserato. Qual è il problema di questi tornei? È che difficilmente, almeno questa è la mia esperienza, ti ritrovi a giocare partite con giocatori del tuo avversario. Quindi può essere che al primo turno sfidi un maestro internazionale, al secondo turno sfidi un giocatore che ha imparato le regole ieri, poi al terzo turno sfidi uno non classificato che non ha punteggio, quindi se vinci o perdi non cambia assolutamente nulla la situazione, e quindi magari su 5 partite che dura il torneo, 3 partite le buttate via a giocare con persone con la quale non avresti voluto giocare. Ecco, gli open sono fatti in questo modo, quindi il mio consiglio, soprattutto se parti e pensi di avere un punteggio, dici guarda, io penso di stare su chess.com a un punteggio di 1200, che nella realtà potrebbe corrispondere a un punteggio di 1100 o di 999, chi lo sa. A quel punto ti consiglio di trovare quei tornei di fascia. Ci sono i tornei di categoria dove dici ok, io mi iscrivo alla categoria da 1100 a 1300, dato che reputo di essere un giocatore forte 1200, quello può essere un torneo adatto a me, e questo secondo me è il modo migliore. Infatti ora molti organizzatori stanno iniziando finalmente a capire che i giocatori vorrebbero giocare con giocatori del proprio stesso livello. Per carità, è sempre formativo, è sempre bello, è sempre stuzzicante, esiste come verbo, affrontare i giocatori più forti, c'è sempre da imparare, puoi dire che ho giocato contro un gran maestro, è sempre bellissimo poterlo dire, ma ti assicuro che la partita finirebbe troppo in fretta e ti diverti molto di più a giocare contro avversari del tuo stesso livello. Parliamo ora del terzo punto, che è il funzionamento dei tornei. Quindi mi sono preparato al torneo, mi sono iscritto al torneo, in genere bisogna anche preiscriversi, cioè non basta solamente pagare la quota, ma anche iscriversi su una piattaforma che si chiama Vesus, anche se dicono che alcuni al momento la vogliono quasi sostituire questa piattaforma con un'altra, ma quelli sono dettagli tecnici che poi imparerai tu stesso a furia di impratichirti. Allora, a questo punto, come è formato un torneo? Un torneo, innanzitutto, la cosa che devi sapere è che tutti sono tenuti a giocare tutte le partite. Non esistono, almeno ai nostri livelli, poi magari a livelli internazionali sì, ma ai nostri livelli generalmente non esistono i tornei ad eliminazione. Tu perdi una partita, sei fuori dal torneo. No, se il torneo è formato da 6 partite, 7 partite, tutti sono tenuti a fare 6 partite, 7 partite. Poi chiaro, ti puoi sentire male, ti può morire il gatto, qualsiasi cosa, ti puoi ritirare dal torneo, questo è sicuro, ma è bene cominciare e terminare un torneo. Ovviamente se ti ritiri da un torneo devi avvisare l'arbitro, poiché i ritiri immotivati costituiscono delle ammonizioni, quindi sei segnalato alla federazione scacchistica come giocatore poco sportivo, uno poco serio che abbandona così i tornei a caso, quindi diciamo c'è un certo comportamento anche che devi tenere. Quindi ti iscrivi al torneo e scegli il torneo. Voglio fare 5 partite, scelgo un torneo da 5 turni. Voglio fare 6 partite, scelgo un torneo da 6 turni, e così via, e così via. Come si svolgono questi suoi turni? Allora, dicevamo che sono tornei a tempo lungo. Normalmente, generalmente, la cadenza standard, lo standard è 90 minuti più 30. Cosa vuol dire 90 più 30? Vuol dire che l'orologio segnerà 90 minuti a te e 90 minuti al tuo avversario. Quando tu premi l'orologio parte il tempo del tuo avversario, un po' come la clessidra, no? Quando lui preme l'orologio aziona il tuo tempo. Ovviamente perde chi arriva a zero col tempo, ma è quasi impossibile. È quasi impossibile perché c'è il famoso più 30 di cui ti parlavo prima. 90 più 30, cioè 90 minuti più 30 secondi di incremento a mossa. Ogni volta che premi
e azioni il tempo del tuo avversario, sul tuo orologio, dato che questi sono orologi molto intelligenti, e questa fu un'invenzione di Fisher, viene incrementati 30, vengono aggiunti un abbonamento di 30 secondi in più, che sembrano tanti, ma ti assicuro che in un torneo a tempo lungo sono veramente pochi. Quindi una partita che potrebbe durare a 90 minuti più 90 minuti, ok, interessante, un'ora e mezza, potrebbe durare 3 ore, con l'incremento potenzialmente una partita potrebbe durare quasi all'infinito, però stando larghi in 4 ore, 4 ore e mezza, generalmente una partita di torneo dovrebbe essere terminata. Ok, quindi ci sono i turni, come funzionano? Generalmente si gioca durante il weekend, le persone non lavorano, almeno non tutte, e quindi si gioca il venerdì sera, poi solitamente si giocano un paio di turni il sabato e un paio di turni la domenica, poi può essere magari 3 turni il sabato, uno la domenica, così la gente la domenica pomeriggio libera, quello dipende ovviamente dall'organizzatore. Nei tornei in cui ci sono più turni in un giorno, per esempio il sabato si gioca la mattina e si gioca al pomeriggio, quello è uno stress interessante, uno stress emotivo, perché rimanere concentrato per 4 ore a partita, la sparo grossa, 4 ore più 4 ore sono 8 ore di concentrazione, quella è veramente una maratona, non in senso fisico ma in senso mentale. Arrivi a un certo punto che inizi a non vedere più le cose anche più scontate, più banali, e questo ovviamente fa parte del gioco. Dunque, se batti il tuo avversario ti viene assegnato un punto, se perdi vai a 0, se vinci mezzo punto. E questo è così, tu sali o scendi all'interno della classifica. Sicuramente al termine del torneo, soprattutto se i tornei sono di pochi turni, per esempio tornei di 5 turni, sicuramente potrà succedere che più giocatori saranno allo stesso punteggio, allora lì ci sono dei sistemi per decidere lo spareggio. Quindi è praticamente è impossibile che 2 persone arrivino prime pari merito, ma ci sarà sempre quello lì che per via dello spareggio arriverà primo e l'altro arriverà secondo. Adesso andiamo a vedere un altro punto importante, il punteggio Elo. Allora, come ti dicevo, se giochi online su chess.com, su Lichess o su altre piattaforme, sai che c'è un punteggio. Questo punteggio, oltre a, dare un'idea a te stesso e al tuo avversario di quanto tu possa valere, poi il punteggio in realtà è molto fittizio, perché magari tu sei in crescita o sei in decrescita, non vuol dire assolutamente nulla. Magari appunto il tuo secondo torneo, in realtà tu vali 2000 e attualmente sei a 1200, ma stai crescendo, no? Quindi questo punteggio in realtà, più che a dare un'idea di quanto vali, quanto sei forte scacchisticamente, credo che l'hanno inventato per far sì che tu possa andare a sfidare, soprattutto online, giocatori del tuo stesso punteggio. Immaginati se non c'era il punteggio, ti capitava random, uno molto più bravo di te, uno molto meno bravo di te, e non c'è grande divertimento quando vai a sfidare giocatori con grande dislivello rispetto alla tua forza di gioco. Quindi grazie all'invenzione del punteggio noi nei tornei possiamo bene o male essere accoppiati, poi dipende sempre dai risultati, con giocatori che hanno più o meno il nostro stesso punteggio. Ovviamente se battiamo un giocatore questo punteggio aumenta, se perdiamo contro questo giocatore il punteggio diminuisce. Quanto aumenta e quanto diminuisce? Beh, se hai esperienza online avrai notato che se batti un giocatore più forte di te questo punteggio aumenta di tanto, mentre se per sbaglio perdi contro un giocatore che è tanto più debole di te perdi una valanga di punti. Viceversa, se perdi contro un giocatore molto più forte è quasi scontato che tu perdevi, quindi il tuo punteggio decrescerà di pochissimo. Viceversa col giocatore. Insomma, penso di essermi spiegato, comunque queste cose le conosci già meglio di me. E questo è il tuo punteggio Elo, il tuo punteggio che ti permette di salire, di scendere, di passare di categorie, ci sono le varie categorie. E sempre nel video su come funziona il punteggio Elo, che poi lo puoi trovare qui, trovi tutta la spiegazione dettagliata dei punteggi, delle varie categorie e di come si raggiungono le varie categorie. Arriviamo poi alla fine del torneo, quindi esausti al quinto, sesto, settimo, nono turno del torneo. Finalmente, generalmente la domenica pomeriggio, domenica sera, ci sono le premiazioni. Tutti hanno voglia di tornare a casa e di andare a mangiarsi una bella spaghettata, e invece no, ci sono le premiazioni. In realtà le premiazioni ci sono quasi sempre 4 gatti che sono gli unici premiati, gli altri giustamente hanno voglia di rientrare a casa, magari hanno preso bastonate sulle orecchie e non hanno minimamente voglia, alcuna intenzione di fermarsi a vedere gli altri che esultano, che vincono con la loro bella coppa, se c'è la coppa, perché devi sapere, amico mio, che qui in Italia
fare tornei non può essere un lavoro. Se magari da altre parti, non so, mi viene in mente in Spagna, così come vi diceva sia Andrea Stella che Nicolò Napoli, mi dicevano guarda ci sono tanti tornei, così il giocatore professionista può addirittura campare solo con le vincite che può fare agli eventuali tornei. Quindi se io faccio 3 tornei in una settimana e ogni torneo paradossalmente mi fa guadagnare 300 euro, in una settimana se vinco 3 tornei, 3, 6, 900 euro a settimana, direi che posso campare in maniera assolutamente dignitosa. Qui in Italia parliamo di cifre totalmente diverse e ormai diciamo gli organizzatori non li chiamano più premi ma rimborsi spese, proprio perché sono delle cifre così esigue che fanno quasi sorridere. E tra l'altro nell'ultimo torneo che ho frequentato l'arbitro ha annunciato che da luglio del 2023 praticamente sulla premiazione, ovvero su questi rimborsi spesa, ci sarà anche una ritenuta d'acconto, quindi cioè, il premio diminuirà ancora di più. In sostanza, oggi in Italia uno scacchista professionista o amatoriale gioca per divertimento, per cercare di incrementare il proprio punteggio elo, per l'esperienza, conosce nuove persone, nuovi amici, fa un po' di network, trovi amici con i quali studiare, trovi persone molto in gamba, trovi, insomma, vai a pranzo, fai cena, fa un po' di conoscenza. Questo forse è diciamo, il plus che ti può dare un'esperienza come il torneo dal vivo, oltre che ovviamente a darti una certa dose di competitività, perché finché giochi online è tutto un po', però quando vai dal vivo secondo me ti metti su una scacchiera e provi l'esperienza di giocare un torneo a tempo lungo con l'orologio dove devi pensare in silenzio per tante ore, lì ti rendi veramente conto di cosa sono gli scacchi e lì l'esperienza fa veramente tanto. Cioè un giocatore che ha giocato 60 tornei e un giocatore che ha il suo secondo o terzo torneo, il giocatore che ne ha fatti 60 ha un'esperienza da torneo che si fa sentire sulla scacchiera, perché sono partite logoranti. Nelle partite online a 3 minuti, a 5 minuti, spesso e volentieri alla 20ª mossa ci ritroviamo, volendo o no, già in un finale dove ormai si gioca solo con le torri e con i pedoni. Nei tornei a tempi lunghi, poi più si sale di livello, più questo è vero, si va quasi sempre in un finale. Ma non si va alla 20ª mossa, si va magari alla 60ª e a volte le partite possono durare anche 100 mosse, più di 100 mosse, quindi è veramente sfiancante. E a volte il giocatore mentalmente un po' più debole, a un certo punto sfinito, può fare una mossa che non avrebbe mai fatto, ma in mancanza di lucidità, in mancanza di altre idee, in mancanza di esperienza e di saper sostenere la tensione a così lungo, commette l'errore ed è proprio su quel momento, alla 86ª mossa, dopo 4 ore e mezza di partite, che uno dei giocatori fa la cappellata, l'altro ne approfitta e vince la partita. Per questo io intendo esperienza da torneo, quindi qualcosa che consiglio veramente di fare. Se ci sono domande lascia dei commenti qui sotto, spero di aver risposto bene o male a tutte le domande che possono esserti venute in mente. Nei collegamenti che ho fatto durante questo video trovi altri video dove ti rimando informazioni molto importanti. Niente, spero che quel video sia piaciuto. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Un salutone, ciao a tutti!